rivolto veramente a ognuno di voi, tutti. Ora io scendo a darvi delle spallate perché è il mio compito, non potete stare lì a non fare un cazzo, veramente. Non vi si può vedere, ok? Ora questo pezzo parla più o meno di una cosa simile, parla di quella vocina che ognuno di noi ha dentro e che quando facciamo delle scelte pigre o codarde è lì che ci guarda e ci dice: brutto, perché stai facendo questo? Noi abbiamo chiamato questa voce il Minotauro. Questo essere paurosamente più coraggioso di noi, che abita proprio dentro di noi, è incredibile. Avevo un tatuaggio sul collo con scritto strozzami, e sopra ad ogni storia un cartello con scritto buttati. Lui poteva sorseggiare un veleno, lui poteva respirare gas, giù per le discese senza freno, ti sfidava con semplicità. E poi aveva un attimo, lui poteva riderne, con un colpo salta su e andava fuori. Ovunque, in qualsiasi momento poteva spendersi, e poi fissando a vuota le stelle sapeva prenderti, raccontando le sue storie vere, grandi amori senza oscenità, ti infilava un dito tra i pensieri, spettinando gli alberi e le strade. Poi se poi mostrava i lividi, lo faceva per riderne, per guardarli andare via i ricordi. Un giorno santo al volo nel vento, deciso a muoversi, diceva che poi in fondo è impossibile perdermi, tornerà a puntarmi in quei suoi occhi iniettati di colore.